Genesi capitolo 24. A ricerca una sposa per Isacco. Abramo oramai si era fatto vecchio e teneva già 6 anni, coppe spalle sue. O Signore l'aveva benedetto in ogni cosa. Abramo chiamò il servo suo più vecchio, che teneva in casa sua, che teneva in mano sue, tutto è bene, lo padrone. E le ricette. Metta la mano tua sotto la coscia mia e ti voglio far giurare per Signore, o Dio cielo, o Dio la terra, che non piglierai per figli mia una moglie per figlia di Cananea. A domani noi stiamo alloggiando. E arrai invece in tuo paese mio, in da patria mia, a scegliere una moglie per figlia mia Isacco. E chi lo serve le ricette? Se la femmina non volesse venire in da questo paese, che già fa? Ha già portato a forza, o figlio tuo in da questo paese, a dove tu sei asciutto? Non porta mai figli malali, rispondette Abramo. O Signore, o Dio lo cielo, Dio la terra, che mi ha ruolato in da casa e vado, ma in da chi lo paese dove sono nato. O Signore che mi ha parlato e mi ha giurato, a discendenza tua, io ad arraggio tutto questo paese, ma narraiste stessa a noi l'angelo suo innanzi a te, perché tu pigliassi là una moglie per figli. Se che la femmina non volesse venire appresso a te, sarai sciolto il giuramento che tu hai fatto innanzi a me. Ma raccomando, non porta mai là o figlio mio. Chi lo serve mettette la mano sua sotto la coscia a Abramo, padrone suo, e le facette chi lo giuramento in coppa sta cosa. Chi lo serve si pia i 10 cammelli, lo padrone suo, e portando ogni sorta di cose preziose, lo padrone suo, si mettette in cammino e se ne jette in da chi lo paese, che si infreddò i cium, in da città e Nacor. Facette a denucchiare i cammelli fuori che la città, vicino alla cisterna e acqua. In da che l'ora era serata, quando le femmine nascevano per chi a pigliare l'acqua, e priai dicendo: Signore, che sia Dio Abramo, o padrone mio, fammi razia e fammi fa oggi un incontro felice e mostra l'amore tuo in mezzo padrone mio Abramo. O vicano, io mi fermo vicino a questa sorgive acqua e aspetto il figliolo che esce in da città e venne qua per pigliare l'acqua. E beh, aquella figliora che le dice a raggia, avascia a mare e fammi vivere, e mi risponderà: viva mo, ronga a vivere io, pure i cammelli tuoi. Fosse questa quella che tu hai destinato per servo tuo Isacco. A questa che non sciarraggia che tu hai usato assai amore per padrone mio. Incontro con Rebecca. Non aveva anche venuto a fare questa preghiera quando all'interessata Rebecca, figlia di Betuel, che era figlia di Malca, a moglie di Nacor, che era frate Abramo, asceva con una mummara in coppe spalle. Questa figliola era assai bella, era vergine e nessun uomo si era ancora unito a questa. Questa scenetta vicina sorgiva, regnetta a mummare acqua e se ne stava yendo. Chi lo serve? Ha corretto incontro le ricette. Fammi vivere, un po' che acqua rinda mummare tua. Vive, signore mio, le ricette che la figliola. Subito che lei mummare un coppo braccio lo facette vivere, come Fernetta lo a vivere le ricette. Mo faccio vivere pure i cammelli tuoi, insieme a quando non saranno saziate. Arrivai presto che alla mummare acqua in da beveratura, corretta nata volta per rendere l'acqua, in da che la cisterna, e facette vivere pure tutte i cammelli suoi. Chi l'uomo veramente che si faceva vivere i cammelli, la guardai senza dicere manca una parola, perché aspettava che il Signore le facesse conoscere i suoi cammini suoi e aiuto buono. Quando tutti quei cammelli avevano venuto a vivere, chi l'uomo pigliai in un pennente oro, che passava mezzo secolo, e lo mettette vicino in una cerchia sua, e le mettette pure 2 braccialetti in coppa e braccia, che passavano quasi 10 secoli ora. Poi le ricette. Tu e chi si figli, rimmella. Ci stanno posti in da casa e patata perché potesse passare la nottata. Io sono la figlia Betuel, rispondette subito la figliola. E Betuel è il figlio che Milca ha scravato a Nacor. Poi gnognette, in da casa mia ci sta la paglia, e un magnaca a razza, e ci sta pure posto per poter passare la nottata. Chi l'uomo si denucchiava e si mettette che la faccia sua intera innanzi al Signore ricette. Fosse sempre benedetto il Signore, Dio padrone mio Abramo, causa dell'amore suo e fedeltà sua, mezzo padrone mio. O Signore mi ha accompagnato in coppa via, insieme a casa lo frate, ro padrone mio. Che la figliola, corretta subito a casa la mamma per la fare sapere tutte queste cose. Rebecca teneva pure un frate suo che si chiamava Labano, e quando sentette che ste Labano, corretta subito vicino al puzzo per conoscere chi stoma. Chissà, quando avrà detto un pennente e braccialetto attorno ai braccia della sora, e quando sentette le parole di Rebecca, la sora soia, a così ha parlato chi l'uomo, corretto subito vicino a Chista che stava ancora vicino al puzzo con tutte le camele sue e le ricette. Vieni, benedetto lo Signore, perché tu stai ancora qua fuori, quando hai già preparato a casa con un pizza per tutte le camele tue. E tanto chi le trasette in da casa, la vai a varda a cuola a tutte le camele,
piai la paglia o mangiare per cammelle, piai l'acqua per far lavare i piedi, a chiglia a tutto l'uomo che stava insieme con essa. Poi portai non mangiare innanzi a chista, e tanto chi lo serve dicette. Non mi posso mettere a mangiare se non vi dico prima che la caccia a ricere. Parla pure, rispondette loro. Io sono con un serve Abramo, o signore ha benedetto assai o padrone mio, che è diventato assai potente. O signore l'ha regnuta e pegre armiente, oro, argento, schiave e schiave, cammelle e ciucce. Sara, moglie o padrone mio, l'ha sgrovata pure un figlio, quando oramai essa era vecchia, era da chista, tutto è bene suo. O padrone mio mi ha fatto questo giuramento, non pigliava figlia una moglie fra femmine cananee, ad noi alluggiamo. Va invece a casa e patama, e ainda che la famiglia, io arrai a pigliare una moglie per figlia. Io ricette non so padrone mio, e se che la femmina non volesse venire conmigo? E il padrone mio mi rispondette dicendomi, proprio perché cammina innanzi al Signore, issa manderà l'angelo suo. Siamo cuttiche, e ti farà avere una buona sorte, al cammino tuo, e così tu potessi pigliare una moglie per figlia, in da famiglia mia, e in da casa e patama, sulla roba che sarà aiuto, in da famiglia mia, tu non sarai più maledetta, e se la famiglia mia non ti volesse narrare che la maledizione mia non cadrà più in a te. Io proprio d'oggi sono arrivato vicino a quella suggiva e subito ha giuriato il Signore così. Signore, tu che sei oddio padrone mio Abramo, si stai per una sorta buona sto cammino che hai fatto, o vicano, io mi fermo vicino alla suggiva e sto puzzo. E a quella figliora che verrà a pigliare l'acqua, io le dice a raggia, dammi un po' di acqua, rindiamo un maratoio. E questa mi risponderà dicendo, vive avvicina a questa mare. Da me diva che regnere l'acqua, la bevratore, per far bere pure i cammelli tuoi. Sarà questa moglie che il Signore ha destinato al figlio padrone mio. Io non avevo manco fornuto a fare questa preghiera quando vedete Rebecca, che sceva che mare un coppa in spalla, scennette, piglia l'acqua che la sorgiva e subito le ricette, fammi vivere. Subito che sta calai a mare sua mi facette vivere e subito ricette, ma voglio regnere l'acqua pure a far vivere a tutte le cammelle tue. Ma tu, a chi sei figlio? Le ricette subito io sono figlio di Betuel, o figlio di Camille che ha sgravato a Nacor, mi rispondette questa. E subito le mettette che lo pendente vicino a un naso e che gli bracciolette attorno ai bracci. Poi mi denunchiai e mi mettette che la faccia in terra innanzi al Signore e benedicette il Signore, o Dio Abramo, o Signore mio, che mi aveva accompagnato in coppa via giusta per pigliare il figlio suo come moglie, una figlia ero frate, ero padrone mio. Mo, se volete usare amore e alleanza in mezzo padrone mio, facetemelo sapere. Pure sì, e no, facetemelo sapere lo stesso, perché io potessi a un'altra parte. Rebecca accetta e divenne la sposa di Isacco. Stessa danno Laban e Betuel rispondettero così. Sta cosa viene in mano del Signore e noi non ti potremo dicere niente. A vicana Rebecca sta innanzi a te. Pia delle potesse essere moglie o figlio o padrone tuo, come ha parlato il Signore. Quando chi lo serve Abramo sentette che si parole loro, si mettette un'altra volta che la faccia in terra innanzi al Signore. Poi tirai fuori tutte quelle piezze oro e argento, tutte quelle vesti e mettette ritta in mano a Rebecca. Mettette pure ritta in mano dei frati suoi e la mamma sua, riale assai preziosa. Poi si mettette a mangiare e a bere issa e tutto l'uomo che stavano insieme con essa e là passai una nottata. Quando si scetai la prima mattina, chi si ricette? Lasciatemi partire perché poi torno innanzi al padrone mio. Ma il frate e la mamma che se le dicettero, lascia ancora con noi questa figliola, per un po' di tempo, per una decina di giorni, e roba te la potrai portare insieme con te. Ma chi lo serve le ricette? Non maternarite ancora, se il Signore ha dato una buona sorte o cammino mio, lasciatemi partire per innanzi al padrone mio. Chiamamma a Guaglione, ricettano loro, a dimandamma essa che le cavo fa. Chiamai a Rebecca e le ricettano, vuoi tu partire oggi con questa? Sì, rispondette questa. E loro lasciano partire Rebecca. Cavamazzella insieme che serve Abramo e tutto l'uomo suo. Tutto insieme benedicettano Rebecca e le ricettano. Tu, sora nostra, potessi diventare migliaia e migliaia tutta la discendenza tua, potessi accavallare e portare i nemici suoi. A così Rebecca e tutte le serve sue, sai zaine, sai jettano con le camelle e jettano presto a chi l'uomo. Chi lo serve pigliare Rebecca insieme con essa e partette. In da quello stesso momento Isacco stava tornando a casa in due puzza e là caroi, tanto alloggiava in da terra non Negev. Isacco ascetta fuori in da casa sua, quando il sole se ne stava trasendo per sniesse scialà in da campagna. E zane l'occhi suoi verette lontano e i cammelli che stavano tornando. Pure Rebecca zai l'occhi suoi, verette Isacco e scendette subito a culla a chi lo cammello e ricetta a chi lo serve. Chi è chi che sta venendo incontro a noi, in da campagna?
Kill è o padrone mio, rispondette subito chi lo serve. Subito che la si accomugliai a faccia sua in due vele. O servo contai a Isaac tutte le cose che aveva fatto. Isaac va portare Rebecca in da tenda, che era stata la mamma sua, e là volette bene. A così Isaac trovai un consuolo, proprio a morte, la mamma sua.